Amici bellini, benvenuti, che non so chi siete. Allora, perché la conferenza è la cosa più importante, si devono stabilire le basi, ci guardiamo nell'anima e non fa niente che io sia in trasferta, perché la prima cosa bella è che il Napoli la posta sul proprio canale YouTube ufficiale, quindi voi lasciate il like. Per me che mi lamento sempre, ma alla fine a furia di lamentarsi qualcosina la otteniamo. Quindi molto bene, bene il Napoli, bene nella cornice di Capodimonte. Si comincia ovviamente con il direttore del museo, lui lo chiama Garcia, noi stiamo venendo a sapere che lui vuole essere chiamato Garcia. Ricordiamo Rudy, ricordiamo con la I, già sto leggendo Rudy con la Y e già mi dà fastidio. José Garcia. Insomma, bene lo scrissione della curva B che lo accoglie bene, e si parla delle varie cose, il console di Francia, perché il museo, la francese, eccetera, eccetera. Il Louvre, andiamo avanti. Il regalo, qual è stato il primo regalo? Cominciamo con tutte le domande, andiamo subito al dunque e voi mi dovete dire nei commenti se Rudy vi ha convinto in questa prima uscita. Io ci arrivo parlando delle domande. Il primo regalo che gli ha fatto ADL, il primo regalo è stare qui, e l'ambizione. Questa è una delle parole chiave. Parole chiavi di tutto probabilmente l'incontro di questi 10 giorni in cui si sono visti, perché mentre De Laurentiis doveva scegliere l'allenatore doveva scegliere la squadra, e quindi per l'importanza per Rudy Garcia era capire che De Laurentiis è ancora ambizioso e che vuole ancora vincere. ADL poi dice: speriamo che non sia un caso lo scudetto, quindi voler continuare a vincere. Riesco a appoggiarlo là così non vi viene il mal di testa? Speriamo. Quindi per esempio la finale di Champions, già succede una cosa un pochino particolare, perché De Laurentiis si gira verso Garcia e dice: tu sei arrivato in finale di Champions, giusto? No, veramente Presidente, sono arrivato in semifinale. Vabbè, semifinale, ti va bene la finale? Insomma, nelle ambizioni del Presidente c'è di arrivare in finale di Champions e poi te la giochi. Ovviamente questa è la barra alta di cui poi parlerà Rudy dopo. Barra molto alta, ne parla subito, e quindi ci ricorda, e fa bene a ricordarlo, che il Presidente ha messo la barra molto alta, ma che ci sono squadre che sono anni e anni che investono soldi impossibili e ci arrivano dopo. Insomma, si riferisce al Manchester City, che nel frattempo che spendeva l'impossibile comunque non riusciva ad arrivarci. E quindi ci vuole tempo e ci vuole anche fortuna, però lui viene per vincere, vuole vincere trofei, vuole vincere cose, perché Garcia, e qua De Laurentiis ci confida, o almeno ci fa sapere, poi potete prenderla come un bluff o come un doppio bluff, dice: ma io non avevo nessun casting, queste cose dei 49 l'ho dato in pasto a voi e voi avete abboccato come al solito. E quindi dal 5 giugno io ho fatto le mie valutazioni dopo aver preparato la festa dello scudetto. Si dilunga sulla festa dello scudetto, dice: non c'era nessun casting. Io dal 5 giugno fino ad adesso ho valutato, volevo un allenatore con il 4-3-3, poi mi sono reso conto che lui è arrivato 2 volte secondo in Italia, le 10 vittorie consecutive il primo anno, in Champions League, arriva avanti, e poi anche con il Lione, e quindi fa delle cose ottime con il Lione, quindi è proprio l'uomo per me. Benissimo. E poi partono gli attacchi alla UEFA, perché lui dice: sì, io ci tengo moltissimo alla Champions League, ma attenzione, è comunque tutto sbagliato, e comunque la Conference non serve a niente, l'Europa League men che meno, e insomma i soliti attacchi. E lui fondamentalmente ci arriverà a dire, De Laurentiis, che lui sì, vincere, ripetersi nella vittoria, vincere addirittura la Champions League, ma non basta, non serve. Quello che lui vuole fare, che lui vuole cambiare il calcio, fondamentalmente questa è la sua aspirazione maggiore. Insomma, di cosa ha paura? Rudy dice: io non ho paura di niente, eccetera eccetera, perché dice eccetera, quindi cominciamo a segnarci un pochino anche gli accenti. Però si parte da zero, questo è un momento importante, perché io ve l'ho detto, e ci passerà sia Garcia che lo stesso De Laurentiis. Si parte da zero, bisogna sudare il pericolo di avere una squadra appagata
che ha vinto e che quindi dice vabbè, ma non la faccio la corsa in più. Questo era un pericolo serio e va scongiurato, quindi bisogna sudare, bisogna azzerare tutto, partire però comunque dalla fiducia, sai di aver vinto e quindi la consapevolezza dei propri mezzi. E a Garcia è piaciuto molto che la squadra giocava da squadra al di là delle individualità e difendeva tutta insieme la difesa, fare una corsa in più, ma vuole partire a bomba. Quindi partire a bomba, cosa che io adoro e apprezzo, perché poi si cresce la fiducia nell'ambiente, nella stampa, nei tifosi e anche all'interno dei giocatori. Osimhen deve rimanere, la situazione di Osimhen, dice De Laurentiis, dice deve rimanere, ma vedremo, e quindi dice sempre la solita cosa, che di fronte ad offerte irrinunciabili deve lasciar partire Osimhen. Ora più esperienza, spero di avere, dopo 7 anni che torna in Italia, spero di tornare con più esperienza. Al massimo, se devo fare un giro in città mi metto baffi e cappello, perché si sa nel mondo, anche se tu non la vivi Napoli, si sa che Napoli può essere asfissiante e quindi lui vuole venire a conoscerci in incognito. E poi la panchina del Napoli è una panchina ovviamente ad oggi difficile per tutti, perché prendi una panchina di gente che ha vinto. Vediamo se la rosa è la stessa, questa è un'altra cosa che dice molto spesso Rudy José Garcia. Vediamo se la rosa è la stessa, perché lui è consapevole che qualcuno potrebbe partire e che però va sostituito bene. Quindi per lui era più importante vedere l'ambizione del presidente nel voler continuare a vincere che non rassicurazioni sulla rosa che rimanga la stessa. E poi parla degli altri moduli, perché se De Laurentiis è stato molto, passatemi il termine, talebano sul 4-3-3, bravo Rudy, stiamo dicendo subito, bravo Spalletti, bravo Rudy a spiegare un po' a tutti e anche al presidente, va bene il 4-3-3, l'ho fatto così, ma anche altri moduli, i miei giocatori devono essere in grado di poter affrontare altri moduli, di avere il piano B, di sorprendere anche gli avversari. Questo mi piace, si parta da una base, un guanto che dice insomma il 4-3 si adatta benissimo a questa rosa, però io devo andare a conoscerli, li devo conoscere meglio e devo anche vedere se questa rosa non viene cambiata, perché se poi la rosa viene cambiata, faccio un esempio, va via Osimhen e arriva un altro o si punta su Raspadori falso 9, può essere anche che conviene il 4-2-3-1. Quando De Laurentiis parla di moduli mi sa che resta un pochino inquadrato nello schemetto e invece noi lo sappiamo che non è così e che i numeri lasciano il tempo che trovano se tu trovi dei giocatori duttili che si adattano. Con Spalletti l'abbiamo visto, 4-3 sì, ma molto ibrido, guardate la posizione di Zielinski, quindi molto bene Garcia a spiegare questo. E ADL ripete, dobbiamo stare tutti calmini su Garcia, sarà quel che sarà, ama dire sarà quel che sarà De Laurentiis. I giocatori motivati, non adagiarsi sulla vittoria. Poi interviene l'equipe, attenzione, che poi l'equipe dava per certo Galtier al Napoli, poi adesso siamo passati da Nagelsmann a Luis Enrique per il Paris Saint-Germain, quindi l'equipe si presenta e Rudy, bello tosto, questo mi è piaciuto, dice è l'equipe, mi pare che vi conosco, e gli si chiede di Anguissa che è il suo Mon Petit, insomma il suo piccolo, perché l'ha fatto esordire lui e lo ha visto cresciuto e sarà sicuramente uno dei punti di riferimento per lui nello spogliatoio, perché parlerà con lui, capirà e lo ha visto cresciuto e chiederà a lui forse qualcosa pure di più. Ottimo, perché Anguissa non si deve adagiare e rilassare. E poi De Laurentiis dice Rudy è molto spontaneo, sembrava ci conoscessimo già, queste frasi che abbiamo sentito per tutti gli allenatori, e poi se ne va nell'oroscopo, dice ma lui è nato, io sono nato il 24 maggio, lui è dei gemelli, io sono dei gemelli, insomma era tutto scritto nel destino. Lascio un velo pietoso, lo lascio appoggiare subito. Dopodiché il calcio italiano nelle finali, quindi il calcio italiano è tornato, dice Rudy, non ho chiesto della rosa, ho capito che vuole vincere ancora e mi fido. Questa è la parafrasi di quello che dice lunga, tutto lungo, devo fare un'ora in 10 minuti, è tutto lungo. Poi si parla di settore tecnico, di cellula di mercato, insomma. Avevano detto che Giuntoli sarebbe stato presente, non si è visto Giuntoli sul palco e non si è fatto il nome di Giuntoli. Questo è un passaggio fondamentale, non si è fatto il nome, nessuno ha fatto il nome di Giuntoli, mentre si faceva il nome di Giuntoli prima, quindi c'è rottura totale. Il Napoli è perfetto per il suo gioco verticale, per le idee di calcio che ha, speriamo, dice Rudy, non ho visto dubbi di Rudy, dice ADL,
E poi si chiede addirittura di Gervinho, dice se ha già un giocatore alla Gervinho in rosa, perché quel giocatore lì in quella Roma fu particolare, fu fondamentale per il gioco di Garcia, e dice forse giocatori con quelle caratteristiche ce l'abbiamo già in rosa, poi devo andare nello spogliatoio, devo conoscere i leader. Gli chiedono anche dopo se ha sentito altri e non risponde. L'occhiolino del destino, questo se passiamo dai destini forti all'occhiolino del destino, cioè questo scherzetto del destino che a Roma è Spalletti a sostituire Garcia e a Napoli è Garcia a sostituire Spalletti. Quindi gli chiedono ad ADL, gli chiedono di Kim e di Osimhen. Per Osimhen il presidente dice noi ci siamo già parlati prima della festa scudetto, siamo orientati su un prolungamento di contratto, dipenderà veramente dalle offerte che arriveranno se soddisfano il presidente. Quindi è più fiducioso su Osi. Su Kim il presidente glissa la grande e non risponde proprio e dice il ritiro è fondamentale e ci ricorda che lui ha rifiutato le varie amichevoli, il trofeo Gampert, eccetera eccetera, perché ci dobbiamo allenare e arrivare bene per la stagione. I contratti a che servono? A niente, però poi ti piace far rispettare i contratti? Dipende, i contratti servono per le penali, dice De Laurentiis, e quindi addirittura arriva a ringraziare Spalletti per essere andato via, per essersi preso l'anno sabbatico, per la paura della sazietà di cui sopra, cioè tu resti con lo stesso allenatore, potrebbe il gruppo rimanere sazio e non dare il 110%, e quindi lui si trova contento di avere un altro allenatore che nelle nostre speranze, non solo quelle di ADL ma anche nostre, tenga tutti sul pezzo. Dei rossi come Lobotka. Per me è importante il centrocampo, dice Garcia, sono importanti tutti. Su ADL interviene, dice guarda che Lobotka l'abbiamo fino al 2028, quindi non è un problema, non mi immagino Lobotka che vada via. La domanda era un po' quella, se De Rossi era fondamentale, Lobotka non se ne può andare. Il valore della vittoria sportiva è cambiata per De Laurentiis e parte con tutta la lista dei film. Più per replicare o vincere in Europa vuole cambiare il calcio, e questo l'abbiamo detto. Uno slogan come Spalletti, che aveva già tutti gli slogan preparati, e Garcia capisce non capisce la domanda, poi interviene De Laurentiis, dice i cazzutissimi, la solita, è un film alla De Laurentiis, i cazzutissimi. Si fa una risata Garcia. Adesso ho capito la domanda, per me sono importanti più che gli slogan, sono importanti i valori, il senso di appartenenza. Interviene poi De Laurentiis e dice Modric, hai visto Modric? E Garcia dice ma stai attento che poi dicono che prendiamo Modric, ma su Modric comunque è vecchio, 38 anni, come Benzema. Togliere le bandiere oppure no, non lo so, il tifo, parte il bla 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 sul tifo, eccetera eccetera, e poi più pressione o più benzina, domande facili, ed è pure giusto che si facciano domande facili all'inizio all'allenatore. Più benzina, dobbiamo essere all'altezza di portare lo scudetto sul petto. Lo staff già competente, quelli del Napoli, aggiungo 3 assistenti, uno staff già lo conoscevo, insomma non mi dispiace la presentazione di Rudy, lo vedo tosto, non ha detto niente di straordinario. De Laurentiis non ha detto niente di straordinario, abbiamo capito che la presenza di Giuntoli, se era lì, era comunque in disparte, non si è visto sul canale ufficiale del Napoli e nessuno ha fatto il suo nome. Sul mercato dobbiamo aspettare, c'è ambizione di voler vincere, di voler continuare, ma c'è anche la prudenza, dice noi ci proveremo, però, quindi voi fatemi sapere qual è stato il primo impatto. A me non dispiace il personaggio, il violino lo deve suonare, deve diventare uno Stradivari, eccetera eccetera. Siamo alle frasi fatte, ma è anche giusto, perché anche Spalletti ha utilizzato molte frasi fatte. Poi tra le righe devi leggere quelli che sono quello che vuole comunicare ai giocatori. È troppo presto per entrare in questi dettagli, perché Rudy José Garcia deve ancora conoscere quali sono i giocatori, le caratteristiche dei giocatori, e deve avere rassicurazioni sul mercato. Non siamo a questo livello, diamo un benvenuto caloroso a Garcia e speriamo di fare cose incredibili. Vuole partire a bomba, speriamo bene, da New York. Where are we? No, we're not in New York. Allentown. Da Allentown. Valerio Fluido è tutto, ci vediamo presto, 15 minuti, si caricherà dopo domani, non fa niente. Iscrivetevi al canale e lasciate i like.